qua. Samarcanda, Savona, Livorno, Imola, Ancona, Domodossola, Bari. Ah, vabbè, no, Bari, vabbè. Allora, mi piaceva Bari. Vediamo un po' di farglielo riconoscere. Te lo sei riconosciuto. L'audio dovrebbe piacerti. Allora, gioco, mi raccomando, sei pulito come l'ultima volta. Nessuno ti ha messo niente, nessuno ti ha aggiunto niente. Stai calmo. Relax your tits. Calmo e tranquillo. Che cazzo. Allora, continua. Ok, sotto si vede. Allora, gioco, stupiscici di nuovo. Stupeficium. Nata cosa però. Innanzitutto carica gioco, perché se no c'è un problema proprio di base. Di Se fondo, non carichi sì. non ti possiamo giocare. Non parte. Tanto sotto sento magie, cose. Beh, il primo avvio l'abbiamo svegliato da un lungo sonno, capisci? Sì, certo. Fa tutto parte della loro, no, già è ovvio. Ecco qua. Allora, A posto. Gustav è qui. Oh, Alland, eccolo qua. Ok. I ragazzi si allenano. Bravo dottore Strano, bravissimo. Allora, noi ragazzi. qui potevamo fare qualcosa. C'è Blado, allora, Blado, cosa vuoi, Blado? Can I ask Blado, about you? dimmi un po' di te, Blado. Is your name really Blade? Eric. Is your name really the Hunter? Lui si chiama Peppe Yes. Niello. Sì. Oh, really? Your mom, before she became the mother of demons. Vabbè, Hunter in realtà è anche un nome di persona, in America si usa come nome. Child, the Hunter. No, col D davanti no. Quello no. It takes all Sembra più un kinds. gendarme tedesco il nostro personaggio, però Is your va name bene. really Blade? No. No, What is it? it's private. Ma lo puoi dire. Is it embarrassing? No, ma sei antipatico, Blade. No, the Hunter, but I only share it with friends. You do not consider me a friend? Not yet. Don't take it Va personally. bene, Blade, impareremo a conoscerci. Ma non ti preoccupare. Sei sempre How stato did un you mezzo become a vampirello? Dhampir? You say that like I had a choice. I was born this way. How is that possible? A vampire bit my mother. Problem was, I was still in the womb. I'm lucky I was even born. Don't know if that's how it always is, but that's the way it went down for me. How Okay, long have you 18 been anni. around? I don't exactly know. I think of myself as mid-20s, maybe. 25 però. Much of Boh, the last stai century was buttando a blur. proprio. I have occasional Alza un memories, poco. Un attimino almost too like much. coming up for air before being Va bene, yanked ti back voglio down pure credere, into però the non depths. esagera. Cioè, What happened? Dici come esagerato. I killed a lot of vampires. I hadn't lost my mind exactly, but I got into a rhythm and never stopped. Never had a reason to stop. Not until I met Caretaker. And then? She gave me a reason mamma to mia, stop. sono proprio bei biscotti. Buonasera, signor Francesco. What brought you to the Buonasera a lei. Caretaker. About 10 years ago, she brought me back to the Francesco, real hai world. visto il video che Gave ti ho me a place to mandato stay until I came Ciao, back to bello. del myself. titolo su Steam? Did she Beh, ever Francesco, say dai. why? Metti in lista desideri. She said she thought I'd be able to kill more Se ne hai il vampires if I was coraggio. acting on more than just instinct. But I know it was more than that. She gave me safe haven here at the Abbey. Something I'd never known. Must have read half the books in the library by the time I headed out. So when she reached out and asked me to be part of this weird little club, of course I showed up. Molto carino e molto simpatico. C'è una demo e voglio vedere in questi giorni. Tell Magari me la about si the potrebbe Midnight pure Suns. provare. Potremmo Vediamo giocarci fin dove ci insieme. possiamo spingere.
Allora, did you join? Vampire hunting is a solitary affair. Guess I never found the right team. Is that all? No, but that's all I'll share for now. You really want to know? Put in the work. If I trust you, I'll have more to say. però Blade, stiamo giusto un What attimo can you tell me chiedendo, about the others? così pure può capire. Ask them yourself. I'm not asking you to break anyone's confidence. Fine. Ah, Which one? ok, ok. Allora, Tell parlami me degli about altri. Nico. Dai. She's the youngest, but she acts Sono like she's in Nico. charge. Why Non, let her non act credo like sia that? quel Nico. Non è No, Nico. no, no. And È she's Nico, ma also non quel on Nico track. lì. Mannaggia la I didn't think we'd colonna. get along, but we wouldn't be the Midnight Spruzzino. Suns without her. What makes you say that? She has a lot of heart, and that's why we let her. Anybody else? What about Robbie? He's exactly what he seems. Well, sort of. He's open with people, easygoing. Sometimes that comes across as dopey, but don't get the wrong impression. He's quick to make friends, and once he does, he's your friend for life. So don't let him down, or I'll hold it against you. Anyone else? Allora, tu dacci What do you informazioni know su about tutto. magic? Keeps to herself. A magica. That is it? She's a private person. Until she lets you in, that's all you need to know. When does she let people in? At her own pace. Respect that, and it'll happen faster than you think. Anybody else? Tell me what you think Allora, of Sarah. Well, there are few people I tolerate, even less who I like. Sarah I respect. Blade, non fare un quadro così disperato della Un situazione. po' Comunque, eccessivo, no, pure un Bladol? attimino I'd più follow calmo. her to hell if I had to. And from what I understand, we may have to. I am surprised she commands such respect. I'm surprised that you're surprised. You know what she's like more than any of us. I do. Allora, Anybody else? al momento Nobody else. ci hai detto tutto di Sure. tutti. Allora, cosa Do ne you pensi have del any gruppo? Ti thoughts on the piace team as a qui? whole? I think we're the only ones aware of the danger Lilith poses to this world. And I think we're pretty green. But enough training will get us through it. Ah, comunque Speaking of training, we doing this metà or are we agosto gonna keep circa wasting daylight? Thunderbolts su Disney Plus. Ok, E ce lo vediamo. Va bene. Giusto anche per I'm ready curiosità. to train. Finally. Dai, Allora, cosa vuoi So- parlare? Ah, non è finito. Niente. Thanks, Blade. Niente. Mhm. C'era ancora la Sure. notifica? No, Vabbè, ok. tutto a posto. Allora, eravamo rimasti Dovevo che andare a parlare con la capitana. la capitana ci voleva... Oh, è tornato anche lui. Capitana fatta bene, non come quella dei film, che è solo fastidiosa e basta. C'è anche il banner. Impossible. If the gamma signature from the sanctum is really that unique, Bruce, then couldn't we just... Sorry, still working out a few gremlins in the system. No, Try attento ai sunlight, and gremlins. whatever you do, avoid water. Oh, wait, you're being serious? Calcio spaziale We should be risolve able tutto. to track this new gamma signature to its source then, right? I'd do it myself, but we seem to be having a little IT trouble today. Please. Old Central here is ready to grind through that data like chum. Ma c'è, What che c'è exactly un is problema a con i central? colori. CENTRAL. Cognitive encryption, net transmogrification. We'll figure it out later. Sending coordinates now. Hope your gremlins enjoy gamma spectroscopy. Ah, Visto che avremo pure well, noi he's il been a P5 little Phantom moody X, lately, chissà ever quanto since, saremo you know, indietro. the problem Nez, with guarda, Buonasera. ci sono buone possibilità che non sia proprio così. Turn into the Hulk? Che già il fatto che hanno Not presentato sure if we should i be quattro frightened personaggi or così relieved. come That makes two ci of sono us. finora nella Oh, CN, hey, come magari on. forse fino alla Happens to 4.0 si riesce ad avere Well, già tutto okay, insieme. not everyone. Nice Day work, One, io Bruce. sono qui, vediamo le differenze, I penso know faccio that un bel po' place. di live quella giornata. Creepy abandoned warehouse. Magari riesco a in the dare bad pure guy qualche part of indicazione su town. quello che poi Favorite arriverà, così chi ci vuole giocare Anybody up riesce for pure a paying it a giocarsi un visit? pochettino meglio. Definitely. Aw, see that? Teamwork goosebumps.
Ma quel banner sarà un casino, li faranno uscire Fine, tutti insieme? maybe No, when secondo you're me ready. cercheranno di allinearsi alle altre versioni. Di base adesso tra la cinese e quella taiwanese, comunque c'è tipo una settimana soltanto di differenza per i banner. Quindi secondo me vedranno un attimino di allinearsi a quelli lì. No, io non stavo ridendo, France. Non stavo Sì, ma ridendo. palese, assolutamente. scrossi palozzi, grogni mamoni. Ma che ne sai tu di un campo di grano? Io non stavo The two of ridendo. us on the mean streets of New York. Assolutamente no. Allora, intanto c'è un punticino qui e ce lo prendiamo. It's been Bongi balungi. C'è un altro punticino major qua. undertakings like this, maybe too long. It was just recently that the Perché Hudson poi Yards bisogna pure un Development attimo capire Restoration- da che ora sarà attivo. Allora, noi Capitan Marvel e Blade. No, ancora non ci troviamo tanto bene con i microfoni, Francesco. Pure succederà che Gianmarco se lo dimentica e se lo porta a casa. Una di queste sere è Gamma sicuro. signatures and unstable isotopes aren't really in my wheelhouse, so we'll be patching Dr. Probably can scratch abandoned off the description of this place. You seeing this, Bruce? Getting all sorts of weird down there. Johann Fenhoff. That hack. Secondo te il launcher lo faranno uscire pure fuori da Steam? Perhaps a more accurate No, penso che al momento Calls l'unico himself modo sarà da Francis prenderlo now. tramite Steam. Che non c'è proprio un'indicazione su Steam o sulla pagina ufficiale per poter scaricare qualcosa, quindi sarà solo da Steam. That's magic coming from those crates. I can feel it. Yeah? How about gamma radiation? You feeling that too? Because that's some pretty evil looking Hydra tech down there. gamma and magic. Se non c'hai una connessione settata bene o che magari c'è qualcosa che gli blocca, sì, Steam non va. Those energies is an explosive proposition at best. Think scalpel, not hammer. Stealth, not Fortunatamente c'è una buona connessione e non mi dà Yeah, proprio I problemi don't di do lentezza. stealth. Però conosco un sacco di persone che ce l'hanno sto problema. Kill them. Allora, le botte. Allora, adesso ci insegnerà come funziona Capitan Marvel. Non saprei, io sono stato con l'ADSL che si staccava quando chiamava il telefono e andava perfetto. No, Francia, io pure quando avevo, prima della fibra, questa, l'altra linea con Fastweb, mi andava velocissima su tutto, ma quando dovevo prendere qualcosa da Steam era un bordello. Dovevo aprire 4 giorni prima. Magari poi credo sia forse un problema di porte, apri le porte, oramai i modem le aprono automaticamente. L'inizio quando la misi da me andava benissimo, poi pian piano c'è stato un punto dove ho detto no, basta. Cioè invece di andare avanti con la velocità andavo indietro. Allora, Gianmarcone, Eccomi qui. l'Idra ci ha scoperto, Che novità? e ne sono un bel po'. Allora, Io al momento ho Sky Wi-Fi e mi sto trovando una bomba con Sky, devo essere onesto. vediamo un po'. Queste abilità di luce vanno tolte. Dov'è la darkness? Mi ero dimenticato che c'erano i buchi dove poi a noi non cadono mai. No, l'Idra porcaccia la madonna. Vabbè. Non Anzi, penso. io capisco che l'Idra è cattiva, però forse è un po' overreacting, non credi? Sì, potrebbe essere, no, qua non gli facciamo niente. Povera madonna. Ma Francesco esprime così il suo stupore, capito? È un ragazzo speciale. No. Vabbè, invece mi era sembrato un po' overreactante, onestamente. Ma così, giusto un po', Francesco. Questo può essere buono. Puoi lanciarlo in un burrone? Ti prego, lancialo nel buco. Che altro io farei? Questo sì, questo è ben ottimizzato. Però lui, aspetta, lui è un one shot,
Lui contro qua e danno grosso a lui. Scusa, non ti conviene. Your No, fate is sealed. ormai. Così si è preso pure un bel po' di Even for danni. Hydra. Ci abbiamo un altro rapidità qua. E c'è People from Ibiza qui. Don't blink. Ok. They cannot possibly match your strength. Ci abbiamo uno squarcio che è una spinta. You are lucky to still be breathing. Con spinta. Ecco qua, è tornata. Si era buggato, era un attimo sull'oggetto, però vabbè, facciamo finta di niente. Tutte mosse fatte. Potremmo fare un cazzo perché non abbiamo neanche punti coraggio. Sono rimasti solo in 2. Francesco, Francesco, Aglia. che ragazzo speciale. Allora, rinforzi in arrivo. Sì, è proprio lui. La modalità strategica ti permette di analizzare rapidamente il campo di battaglia e lo stato delle unità nemiche. Attiva la modalità strategica premendo maiuscolo sinistro. Alza telecamera e vedi match. Allora, 2 punti di coraggio da qui e prendiamo qualche carta di blu. Hybrid and a resurrected demon hunter, right? Poi non abbiamo i punti di coraggio, però questa è una cosa su cui stiamo lavorando. Questa va a 0. Tu vieni ripescata perché noi non siamo buoni in questa run, assolutamente no. Meno 5 che cosa significa? Meno 5 cosa? Deve uscire qualcosa inteso come un countdown? Che cosa esce fra 5 giorni? A parte che a breve c'è Eldeons. Forse quello? C'è Può Eldeons. essere? No. No. Ah, giusto, è vero, le carte di Cuphead, hai ragione, Francesco. Speriamo che un peruviano non ti inculi il pacco. Che può Ci succedere. dispiacerebbe un bel po'. Anche che io voglio vedere. Io ho detto già pack opening, devo Allora. essere fatto video, devo vedere il pack opening. Spinta. Non lo fa, non lo fa. Ma Francesco, i peruviani ogni tanto Gioco. sono birichini. Che cos'è? Vedi, appena ho detto peruviano è crashato, Francesco. Allora non so che cos'è. Cioè è tornato proprio pulito, fresco al limone. Non lo so. Io non ne Domani mi voglio- metto a cercare qualcosa. non Dai. ne ho la più pallida idea. Ma quindi ci ha poldato l'altra volta che poi non si è bloccato più per la fine della run. Io mi ricordo che comunque si era bloccato. No, la fine l'altra volta poi riuscimmo a farla un attimo tranquillamente. Ma mo, vabbè, comunque già è durato di più dell'altra volta. Già questa è una cosa buona. Come no, un quarto d'ora. Fortunatamente. Francesco sta pensando al peruviano. No, non lo dico che poi crasha un'altra volta. Aspetta. Ecco qua. Allora. Poco prima della fine del turno. Quindi Blade 1, Blade 2 e Blade 3. I sono 3 no, film. Blade 3 non c'è ancora. Non c'è ancora. In questo universo qua non è ancora uscito. Ma no, comunque è incredibile come a distanza di anni Final Fantasy XV è assolutamente un cacamento di minchia. Sono d'accordo, Francesco. Sono durato 1 ora e mezza quando lo misero sul Plus. È di una palla quel gioco veramente devastante. Pure il fight mi cacava il cazzo, tutto. Solo la macchina mi piaceva, che era simpatico girare con la macchinetta. Poi il resto era proprio insomma, è una rottura riuscito a di minchia. finirlo, manco io. E mi piaceva come giocava il protagonista col fatto delle armi di cristallo, quella roba là. Poi basta, ma veramente un caccamento di minchia, ti capisco. Allora, cambiamo questo. Cambiamo Yozora questo. là, il protagonista. Yozora. Questo è un po' un peccato. Comunque sono due mosse. Aspetta, facciamo così guarda.
pam, pam, Capitan Marvel, tu vai qui, pam, 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 tu vai pam. qui. Ok, una volta attivato per 1, tutto a posto. E 1, e 2, e 3, e facciamo anche 4. A posto. Ora non abbiamo più punti coraggio. 20 side quest e tutte fetch quest in merda. Da combattere dove un tasto, le cose da correre sono i 4 punti cardinali perennemente, le cose costano 8000 kg. Dio porco di... Non era tanto non si è ripreso il bilanciato. gioco sulla live. Aspetta un Grazie, attimo. France. Ok, grazie. Non ce ne eravamo accorti, thank you. Aggiorna la schermata, gli devo fare un refresh, ok. Somehow stabilize Allora, the rate of oh, decay guarda within the Blade che ha particles sbloccato di themselves. bello. Il It's blaso. going to be achieving such Concatenazione. a high yield. Si I fa don't know, 1, Bruce. I'll be sure to ask him when due, we're done punching out the bad guys. Totò, sono 2. Dammi un Leave paletto. some for the rest of us. Fammi usare un paletto, dai. Livello aumentato di Blade, ottimo. E tu ti becchi a palettata. Ah no, non sei l'ultimo, aspetta. Prima colpo rapido, così non perdiamo il turno. Ok. E questo a te. Almeno recuperi anche un pochino di energia. I think they can arrest you for Allora, that in New fase York, 1 Blade. completata. Go, now, quickly! Qua ci mancherebbe altro, davvero no problem, nessun problema, lo faccio con piacere, assolutamente dai. Grazie, Francesco. Ti voglio bene. No, l'Hydras è partita. The perfect opportunity to field test Mother's device. E comunque France ci ho iscritto alla prossima Kings League, Lo dico, la nostra squadra è stata iscritta ufficialmente. Meno male che questa Capitan Marvel sa far funzionare. I poteri. Problema Il dottor Faust risolto. sembra sempre un cattivo standard, tipo è vero però. Get her! C'è questa faccia un po' così, un po' puntuta. Attenzione. Quindi preparati Francesco perché toccherà adesso c'ha sfidare l'abilità. avversari potenti. Allora, qui mo dobbiamo recuperare il manufatto. Supera la protezione del difensore Hydra per accedere al camion. Usa la carta, recupera manufatto per mettere il manufatto al For the sicuro. record, Bruce, I did not smash Allora, that lui thing. deve andare giù nel minor tempo Noted, Carol. possibile. No, Perhaps you might Francesca, direct all that non ti energy devi towards sparare your nella newfound rotola, dobbiamo adversaries giocare a instead. calcio. And La the prima partita è mysterious contro la cargo they Royal were attempting to Academy, escape Francesco. with. Già è deciso. Dobbiamo stare pronti perché è un casino, quelli sono forti, te lo dico. Allora, così ne peschiamo una. Ci abbiamo concatenazione, ci abbiamo rapidità qui. Allora, iniziamo a toglierci uno da mezzo così. Ho rotto tutto, Gianmarco, si è rotto tutto. Poi Anche il gioco si è rotto. gioco, ma proprio nel momento, ma cosa, zì. Allora, non mi va di pigliarmi la scivolata, no, Franci, noi ce la possiamo fare. Noi possiamo usare il potere delle stelle. No, noi usiamo Il potere il dell'amicizia. volo della Fenice, Francesco. Noi non possiamo non dire no, non dire no. Dobbiamo fare le tecniche insieme, facciamo un doppio fulmine in Azuma, io e te. Poi moriamo dopo probabilmente perché ci prenderemo a calci in Allora, poi bocca. prova ad abbassare un po' la grafica, magari così da meno problemi. Ma perché dovrebbero farti la scivolata micidiale in bocca? Con tanti posti, no? Stiamo giocando a pallone, ti prendono la palla, non ti prendono in faccia, Francesco. Non mi trovo neanche io. Forse hai subito degli abusi durante una partita di calcio. Qualcuno ti ha dato una pallonata in faccia e sei rimasto scosso dall'avvenimento. La nostra squadra può vincere, Francesco.
I nuovi Sgrodol e Benji. Perché metti che scivolo, ma io non ti farò scivolare, sarò sempre vicino a te. Direttamente faccia e palo. Non scivoli, vai proprio No, diretto. No, neanche no, non si deve fare male. Non ti farai male. Io ti aiuterò. Una piccola, una botta, così per... Ma niente di grave, cioè. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa. Guarda, ti stacco anche la generazione frame. Tanto Ti ha detto, comunque... ma stai zitto, stai. Ecco. Sempre molto gentile nei miei confronti. Ma io, grazie, Francesco. io sto cercando di motivarlo. Siamo un pochino qua e qua teniamo così. Cioè, calcola, Francesco, che chi vince il torneo vince 10 foot. Cioè, Ogni foot è così, Francesco. Hai capito Conviene. quanti sono al giorno d'oggi 10 foot, Francesco? Allora. Facciamo di nuovo qua. Motiva questo bel pisellino. Vabbè, io lo facevo non mi per sembra neanche te. il caso di essere così meschino nei confronti di un amico. Io lo facevo per te. Vabbè, non spenderò più parole buone per te. Ecco qua, come ogni volta dobbiamo finire così. Ecco qua, disinstallato Final Fantasy 15. È la scelta migliore, Francesco. Un po' troppo cattivo secondo me. Io sono d'accordo, ma è veramente una palla quel gioco. Time to bleed. Oh, Blade si è incazzato e ha fatto pulizia. Allora, Looking good. vediamo di skippare il filmato. Go, now! Allora, vediamo di salvare mo che casomai qualcosa. Noted, Carol. Perhaps you might direct all that energy toward your newfound adversaries instead. Salva. And the mysterious cargo they're attempting to escape with? Ok, allora. L'ho già platinato una volta, penso che mi perdonerò, ma comunque rimane sul portale. Ma se poi l'hai già pure platinato. Hai avuto un bel coraggio a riuscire a finirlo e a platinarlo sicuramente, Francesco. Però aspetta. Guardate qua, voi fate bella botta. Coraggio non avevo un cazzo che fare. Ah, ok, allora comprensibile. Allora, tu muori di qua. Io questo giustamente tirato non lo posso buttare. Dammi qualcosa con spinta. Dammi qualcosa con spinta. Ah, tua sorella, quella svergognata. Tua sorella! Allora. Ora sta venendo installato Final Fantasy XVI. Quello topperianissime. Anche che devi giocare ancora i DLC. Fanno cagare le side quest, ma almeno è divertente combattere. Final Fantasy XVI non ha side quest, quelli non sono Ha side tutte quest. cosine da fare così, giusto per farvi Sono che hanno allungato il dialoghi blog. mentre ti sposti. Non sono side quest. Parli un po', fai Sono una momenti passeggiata. felici e divertenti nel frattempo. Esatto. Allora, Capitan Marvel qui. Raggio sfrotonico qui che prendi tutti e tre. Devi provare Ecco i qua. poteri dei DLC, Francesco. Quelli penso che tipo quello E di lei si dell'acqua ti trasforma piacerà. in binary giocando 3 carte e prende il bonus. Ma quando non si trasforma è non binary. Sì, Mamma, a questo punto sì. Mamma questo punto sì. mia. Datemi sapere come nel video mentre finisco il 9 e passo al 7. Grande. Mi ricordo che avevi detto che ti eri comprato Piano mi tutto il sembra pack. piacevole e piacente sto piano che ti sei fatto, Proprio momento Final Fantasy. Ehi. I have to admire your persistence. Oh no. Aglia. Gianmarco, le botte. Sì. Quella con lo scudo sono sempre stati fastidiosi. Siamo pure all'inizio. Mo si mette là, mo dobbiamo togliere. Dobbiamo prima fare un pochino di pulizia qua tra le persone. Sì.
Prima che gli altri azioni deve seguire un certo numero di azioni. No, Hunter, sì, ha preso schiaffozzo. Ma perché stai? Vabbè. Unknown to you. It is dark Cioè, magic. questi rafforzativi, Francesco, non sono sempre necessari. No, dai, Francesco, calmati. Ma sei incazzato come un mostro, Non no? esagerare che se no ti devo moderare, fai il buono. No, la moderazione no. Fai il buono. Ma lui è speciale. Quindi può fare il buono lo stesso. No, e i bambini speciali non puoi chiedergli di fare quello che vuoi tu. Ecco qua. That was something. Sì, però bisogna vedere poi sti morsi dove vanno. Ah, ok, vabbè, deve andare comunque a dormire, vabbè, ci sta. Oh, no. Oh, Francesco, buon lavoro domani. Se ci sei domani pomeriggio per giocare, Poi ti ci trovi. sentiamo domani in giornata, Francesco. Mi raccomando. Ah, sei Didn't molto think I could get stanco. any Vabbè, ti stronger. mando un bacio allora. Per te. Io ti mando un puzzo. Ah, domani festone? E allora ci vediamo domani pomeriggio, Francesco. Vabbè, buon riposo allora, Francesco. Dormi bene. Not a Fa un problem. pochino così. Che non perde un po' di scudo. Ci abbiamo mosso, non ci abbiamo Ripesca di qualcosa. No, e mo sblocchiamo le abilità dopo. Hai rotto i coglioni però, Scusami. Ciao bello, semplicemente un sonno arretrato, grande uomo dalle gargantuesche orecchie. Abbiamo capito questa vita. Perché poi mi devi... Io lo tratto bene, Vabbè. per quello fa lo Ciao stronzolo. Francesco. Ciao stronzolo. Allora, facciamo fuori lui, così prendiamo pure qualche punto. Perché hai pugni radianti di Capitan Marvel da 42 Stop danni. the truck. Allora, E fanno... la spinta è un po' sprecata, vero? è immune a spinta. Sì, tra l'altro. Però penso lo puoi colpire comunque. Possiamo fare un po' di provocazione e togliergli questo, così da prendere un Let's punto. do it. That's a neat trick. Lei c'ha comunque scudo, noi ci siamo ripresi. Palettata di Blade. Dai. No more. Ecco qua, così Blade ha recuperato per un po' di energia. E possiamo recuperare il manufatto oggi. Vai Blade. Fatto. Ok, tu adesso devi un attimo morire. Ah, c'eri anche tu, e chi ti aveva visto a te? Vabbè, è un prozzo. Dai. Questo neanche l'abbiamo sentito tanto alla fine, Allora, tu ci togliamo il primo casino da Allora, ho mezzo. letto, queste qua base non sono di Just like luce, old times. sono abilità neutre. La cura è luce proprio. Quelle là proprio bianche dietro. Sì. Mi dispiace Trozzi. Mamma mia. Mi dispiace ma ti è andata male. Sei stato trozzato. Ma... Blade, che cosa... Già stai avviando i trattati, Blade. What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. I know those symbols from the time of the first hunt. That glyph means barrier. That one, almighty. Something, something. Gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Sì. Got it. Don't cross the streams. Never do. Esattamente. How about we get this thing back to the Abbey and see for ourselves? Grande Blade da uomo che ha vissuto tanto, li ha visti tutti. Allora, 2 stelle San Montana. La mia è stata italiana. E anche sta quest ce la siamo portata Sì. a casa. Lo sto elaborando perché giustamente la villa è grossa, la mappa è grossa, ci vuole Sempre stato pesantuccio. un attimino un po' che si desti e si riprendi del tutto. Destati tu, o Achille. Allora, eccoci qua. Abbiamo tornato. Ho fatto un po' d'amicizia con loro Nice job due. out there, kid.
I mean, I didn't get Hydra bombed until my 10th run with the Avengers. Kid, you do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Abbey tournament tonight. Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously. No, ma legit, non è costoso. C'è qualcosa di grosso che non va. Diciamo l'ultimo, no, l'unica cosa che posso controllare, posso vedere di fargli fare un attimo una verificatina i file, vediamo quanto tempo ci mette, se dice che va tutto bene, altrimenti passiamo al principe e poi mi controllo domani un attimino, perché però già sta al 3%, quindi non dovrebbe metterci tantissimo. Nel frattempo mi cerco pure io qualcosa. Allora, ok, diciamo questa è una mezza soluzione. Problema che hanno avuto in molti comunque. No, l'unica cosa possibile all'unica è quella. No. Il consiglio un pochettino sensato era quello là di avviarlo con le DirectX 11, ma aspettiamo un attimo che finisce, tanto già sta al 58%. Già finito. Cosa? No, la canzone era pure finita. No, quello è ta-da, Ma che canzone è? Qua è Midnight Suns. Ah, ok. E poi fa prendi le C'è la ricompense. tua riedizione. No, quando pigli il ricompense. ok. Poi finisce il pezzo che tu premi, vai avanti e quello finisce. Vabbè, Qui mi non sembra so giusto. come va. Non sai mai il seguito, non so l'abbiamo mai come saputo finisce. effettivamente. Che te devo dire? Troppo audaci nel premere. Da un certo punto. Allora, dai, 92, 93. Cioè, in questa foto lo zii, mo l'ho vista. Beh, c'è un Robert Downey Jr. con 60 anni, una forma consistente, che legge il libro di Occhio di Falco dopo che era stato alzato, con il post del dottore non bussare. Cioè, c'è il post di tutto in questa cosa. Tutti i file sono stati convalidati. Proviamo a lanciarlo con la stringa aggiuntiva qui. Vediamo un attimo se effettivamente va, anche è stato proprio, lo stacchiamo anche da qui, vediamo un attimo adesso cosa fa.
Allora. Ok, Meld perché non se la vede? Eccola qua, se l'è vista. Allora, proviamo così. Tutto ciò, gli scienziati hanno creato un ragno geneticamente modificato che produce una ragnatela rossa fluorescente. Questo è il primo step. Il primo step c'è. Arriveranno le il secondo, trasformazioni sì. dove però tu non sei il simpatico Spider-Man, ma sarai un cazzo di mutaforma con le zampe che ammazzerà Allora, tutti. lui è tornato in vita a sto punto. Ce la colonna, io non ce la faccio. Ma perché non si fanno i cazzi loro con queste cose? Dici che uno se le chiama certe cose. Come la cosa ho letto prima che un'IA ha minacciato un suo ingegnere che aveva sentito questo parlare del fatto che volevano sostituirla con una nuova. Sì, ti sei nato step in una direzione brutta. Là stiamo arrivando. Skynet, tu che sei dell'epoca giusta e conosci Skynet. Quello è un grosso problema. Ma perché Don't worry, ma Bruce. fatta una I've got a pair of brutta ma torn purple perché? pants with your name on them. Io non ce la faccio. Watch close. Perché io devo essere ucciso dal Rumba che pulisce a terra come torniamo Facciamo la alla fine di Rock? ieri, già ma... Perché dobbiamo morire per queste cose? Mo il tuo portatile caccia la spina da solo e inizia a siamo morti. No, già ma basta un impulso forte nell'orecchio con le cuffiette o dal microfono. Ci ammazzano su. Ma perché amma morire? Allora, vediamo di skippare. Come nel video dei The Jackal, Fabio, ragazzi, dividiamoci. Ma scusate, siamo tre contro ma una cosa non si è mai capito. Ma perché amma morire? Aveva ragione. Allora, poi qua non sono stato io, si è interrotto da solo. dico che solo questo pezzo sono stato io. È la vita. Facciamo grande salvataggio. Allora, Let me see. How did this work again? Sì. Va bene. Vedete, facciamo proprio così, salviamo. Switchiamo e me lo controllo domani con calma. Sa davvero buono, qualcosa. No, così è un tossico. Però penso questa cosa delle DirectX 11 è una cosa che stavo vedendo prima. Ok. Allora, almeno ci siamo fatti un'altra missioncina e ce la siamo portata davanti. Allora. Mo tocca al gioco peggiore del mondo. Colui che non deve essere spoldato. Spoldato? Allora. Paradox. Yeah. Quix. Il Paradox. Ok, tutto pronto qua. E non ti prendi, conferma, principe. Principe, dai, non ti arrabbiare. Stiamo facendo Midnight Sun e siamo passati a te, per piacere. Non iniziare così. Allora, Giamma, che cosa dobbiamo fare stasera? Sempre le cose di ieri, lo zio. Scende a cosa vogliamo puntare? No, mi devi dire tu che vuoi fare. Che altro vorrei capire? Gli obiettivi ce li abbiamo. Con le candele dietro là nella tomba, cos'altro può esserci? Allora, vediamo se ci esce. Dobbiamo riaprire un'altra volta dalla pump room il portone rosso. Dobbiamo collegare la centralina rossa per aprire la porta rossa giù, per poter salire da dietro alla piattaforma che gira, andare sopra la cosa di là. Tanto comunque la tomba non esce. Poi c'è Martellonzo
E lockpick che è buono. Questo è buono. Poi se ci esce la Throne Room, noi siamo contenti. Si esce la Throne Room, magari. Perché gioco già ci ha perculato su sta cosa. Dio è la Madonna. Ha finito quello, ma inizi tu, calmati. Ognuno ha i propri demoni. Piano piano ce la facciamo, già, ma in un modo o nell'altro. Dice come no. Non sappiamo in quanto tempo. Io voglio morire. Allora, mettiamo il gift Questo è shop buono. qua. Mettiamo Throne Room. Immagini. con 4 gemme. Wow, una bestemmia enorme. La keycard non ce l'abbiamo, quindi ci abbassiamo pure la difficoltà. E questo in un'ottica futura, perché no? Allora, non c'è niente. C'è pure la questione del monitor qui con quella che ci diceva qualcosa. E questo punta agli archivi. Noi risolvemmo tutto poi Forse negli era archivi. per quello, non lo so. Allora, stiamo a fare qua. Gargantuesche orecchie. Ci prendi anche in giro. Io lo tratto bene e quello prende pure in giro. Tanto poi si è visto che quando sta faccia a faccia poi fa tutto il È un sostenuto. pusillanime. Non mi toccava, non mi toccava. Quindi, ma è inutile che fa. Ricordiamoci sempre gli archivi messi a raro. Continuano ad uscire di Io continuo. a questo punto penso che si sia buggato, perché sennò non si spiega la cosa. A questo punto abbiamo fregato, che tanto non ci servono le luci. Assolutamente no. Proviamo di qua. Ecco, Tu ci entri proprio a fagiolo. top. Allora, non c'è altro però in giro. Ok. West Wing. Un po' un peccato qua, però. Da queste parti qua dovrebbe iniziare a uscirci. No, corridor. È l'unica cosa. Mi sa, se vogliamo andare di qua. Fare il giro di qua. Ok. Bella Melinda. Almeno abbiamo un collegamento. Rendi la vita. Qua ci serve pala. Gioiosa. Anche perché col kennel ci va bene. Un po' cattivo il gioco, Ci sta un attimo strachiudendo da quel lato là. Ecco. Cioè, ci ha dato un bel po' di cose, quindi sì, tipo 7 sarebbe un costellazioni. peccato perdere sta run così. Protolarlo, Gioco. sì. Gioco, io lo dico per te, Gianmarco lo dice per te. A questo punto 2 chiavi, un lockpick e mi devo fare la giocata per forza così. Allora, Gianmarcone, la 1, la 2 o la 3? La 2. Prozil, No. Scafrandel, Franco. Lucci. Però questo l'altra volta, aspetta. No, era con l'altro, lo zio. Ah, quello supersonico, è vero. Di qua. Farugli. Rignoppa. Gnaffi. Vabbè. Spiritazzi. Se non è zuppa, fa bagnato. Dall'altro lato, eventualmente, Dusseldorf. dobbiamo vedere col metal detector se ci ritroviamo da sto lato. Corri. E a sto punto ci va bene questo qua. Per forza. C'è anche la pala. Eccellente. Questa mo ci apre le porte gratis. Sì. Qui abbiamo il canal. Molto bene. E difatti il cane. Oh, doppia si è gemma. sentito, 2 gemme buono. Ci sono altri pertugi. Possiamo vedere di qua. La laundry, lo zio, qua non è male. Per Ci possiamo farci- convertire un po' di soldi in chiavi. Che tanto è un vicolo cieco.
Con le chiavi, penso che Nessuna porta si può fermare adesso. Con le chiavi non ci sono nessun tipo di problema, Gianmarco. Sei figlio di buona madre, ma dopo. Sì. Dopo. Sì. Cioè, abbiamo ancora possibilità per provare la combo garage e boiler. Dobbiamo fare pure freeze. Ah, è vero, ma possiamo fare fruzzol. Però abbiamo il martello, quindi mancati usiamo una chiave per sfizio. Dati ottimi. Ciao speciale. Va bene, va bene. Lo zio. Aspetta un attimo, aspetta. Scusami, a questo punto apri tutto. A questo punto qui noi apriamo tutto. Smarmella tutto, apri tutto. Ci prendiamo tutte le tue risorse di merda, ci prendiamo. Non c'è niente. Non è un problema. Questi aperti tutti. Vai. Tutto ci prendiamo. Questo già l'avevamo visto. No, già l'avevamo visto. Stavo cercando di vedere un simbolo, se c'era qualcosa. No, ok, vai. Bruscolotti. No, non c'era Bruscolotti. C'è questo qua. Non sei d'accordo con Bruscolotti? No, sono d'accordo con Bruscolotti, ma non c'entra niente in questo momento. A me piace. Cioè, è vero che c'è uno spogliatoio e quindi tu puoi dire, vabbè. Però 13 gemme, se non esci, no? C'è un portuale. Noi dovremmo fare anche il fatto della famosa lista delle portuali, mele e banane. Sì, aspetta, devo fare sta cosa perché... Tra l'altro, forse una delle sfide più difficili da fare è trovare tutta questa frutta diversa. Effettivamente. Ok. Chi hai clippato? Che c'è Chiara che non crede che in questo gioco ci sono i portuali. Quindi quale migliore clip da farle vedere di me che ne trovo uno aprendo un armadio? Allora, io continuo ad aprire, che tanto. Sì, non mi preoccupate. Va bene, va benissimo. Un ipotetico è l'oggetto che prendiamo in tutte le run. Ci serve la batteria, lo zio. Se sculiamo un paio di cose possiamo fare una cosa buona. Forse possiamo fare qualcosa. Ok, ora cerchiamo un attimo di capire. Questo hai fatto già la foto, sì? Mi sembra. Facesti la foto di quello? Sì, la facemmo. Cosa significherà? Questo lo devo capire ancora. Se qualcosa di lore, che c'è qualcuno dietro che in realtà ci sta dando una mano, ma non è chi sembra. Forse Kirk Darren è il famoso signor ruota. E quindi è K ruota. Possiamo andare poi a provare. Sparato una cosa random, vabbè. Quindi... Magari ci hai preso senza volere, Allora, vediamo qui. Negozietto della la puoi vendere la batteria tu? No. Cioè, a me sì. Prendi tutte le banane, lo zio. Che le banane erano per il fatto là, se troviamo l'elenco qualche della altro spesa. portuallo e qualche banana. No, scusami, mela. Possiamo fare quella. Io ho paura di aprire. Ha inviato un reel. È lui. Le amicizie. Abbassa con lui. Questo gioco tu e un tuo amico vedete che sia dura prova. Uno dei due sarà un'anziana signora alla guida di un'auto, ma c'è un problema. Non vedete il volante. Il gioco là, il giocatore, il nipote sui sedili posteriori dovrà dare le giuste indicazioni. I percorsi saranno sempre più tortuosi e il pericolo è dietro l'angolo. E come se non bastasse, a mettervi i bastoni fra le ruote ci sarà anche la vostra auto. Ti troverai a dover riparare rapidamente i volanti, i pedali e così via. Il gioco si chiama Backseat Drivers ed è gratis su Steam. Tagga un amico con cui ci giochereste. Perfetto. Scrivi messaggio subito. Venduto. Vai. Salve. Domani no perché c'è Alan Wake. Martedì sera facciamo questo. Punto.
Si non andai a faticare. Non è un problema mio. No, ma come dovete lavorare? Non è un problema mio. Ce l'ha mandato lui, quindi lo vuole fare. Non è un problema mio. Questo però Se mi sa... dice no, se dice no. Questo però lo potete giocare solo voi due. Non posso giocare anche io. Ah, vabbè, se puoi fare pure tu con lui, tanto si fa una nuova partita. No, Penso perché che si possa usare fino il a pad, 3 capi magari. potevamo fare ognuno un PC. Vabbè, mo vediamo un attimino che dice su Steam. È gratis. Va bene. A lui queste cose gli piace, cose gratis. Nonostante prendi 25.000 euro al mese. Questa è una cosa che Cioè, nemmeno il Papa ha i suoi soldi. Una cosa... Però non si capisce sto fatto. Non si capisce. Laboratorio di Dexter. Ci sono 1000 diavolerie. Allora, vediamo qua cosa c'è. Dai, dacci un bel esperimento con lo scavaggio. Ok. Per forza. Sì, sì. Possiamo arrivare al punto di avere tipo 80 monete di partenza. Ci compriamo lo showroom. Ci compriamo tutta la villa, ci compriamo. Sì. Quindi monete ce le siamo risolte ormai. Sprecatissimo, infatti. No, oggi i vestiboli. Tranquillo proprio. 18 gemma. L'hai chiuso, quindi di qua. In questa stanza non è che c'è qualche altra cosa, no. Manca di accendi qualcosa. Non è un problema per Questo me. lockpick è danneggiato. Peccato. Aspetta. No, per il garage dicevo. Però possiamo pure continuare a salire, aspetta. Dici comunque ci può uscire anche più Aspetta sopra. un attimo. Però dobbiamo mettere sempre prima la pump. Perché il garage ha un collegamento. Quindi deve essere pump subito dopo garage. Quindi dobbiamo di rientrare un attimino più a destra. Allora, ma dobbiamo fare per forza il tunnel. Abbiamo comunque anche l'altra entrata. Aspetta che qua si alza un po' di gold, vai. Allora. No, invece, giusto. No. Ma che ci serve? Va bene, chiave. Vabbè. Sì, dobbiamo girare un po'. Scava bene. Ora. Bel turnips. Passi sempre utili, per carità. Ecco qua. È una bella almeno uno monetozza. ce lo siamo preso. C'è un'altra gemma qui. Sì. Abbiamo 21 gemme e questa 21 gemme, 33 chiave, non appare. La apri 4 volte come dice. Gioco, però dai, un pochettino di bontà. Faccela uscire. No, ci metti qui al massimo possiamo vedere di fare il freezer se ci viene una la fornace qua. Setta la fornace, le altre due fanno schifo al cazzo, quindi setta la fornace qua. Allora, dacci pure un... vabbè. Qui non c'è nient'altro da fare. Ok. Siamo questo. Sì. Vediamo un attimo se per caso, ma proprio per se caso. ci esce mo di là a sinistra si può provare la pump room. Ci esce di là. No. No, questo è dall'altro lato. Ah, tu dici per il Fritz? Volevo vedere il Fritz. Lo zio. A sto punto per forza questo. Vabbè, c'è l'altro lato ancora, possiamo provarci comunque. Troviamo meno oggetti, ma pazienza. Anzi, è meglio ci aumentiamo i soldi. Siamo a questo punto. Scusa, ma non vogliamo andare esatto prima di là? Ma mo mi organizzo così faccio uscire meno carte. Dai. Allora, e tu ci vai. Sì. Tu ci aiuti. Sì. Tu ci aiuti. Borsalino. Vabbè, no, giustamente noi dobbiamo trovare sempre le chiavi perché Trova non ci meno servono. oggetti. Capi? Chiave. Va bene. Ok, da sopra. Possiamo scavare pure Mo qua che ci dobbiamo apre tutte le metterne porte. quante più possibili. Allora. Cani. Ottimo. Abbiamo alzato di un altro. Va bene. Va benissimo. Bella Ciore. gemma, Altro un'altra ciore. gemma. Vabbè. Guarda un attimo dietro a questa, alla statua. Fammi rivedere quei simboletti che c'aveva dietro.
problema è che non si abbassa neanche. Ma va bene così. Cic, setti. Faccio vedere anche il foglietto. Generico. Massimo si deve vedere con le altre statue giù se c'è qualcosa. Non va. Mi ero casato per un momento. Così, per Sì. forza. Tanto. Paghi 5, prendi 8. Allora, qui Vabbè. la tocchiamo, ma già ci siamo entrati. Dai, le stiamo facendo uscire tutte, dai. Possiamo solo diminuirci il pull rate, così. Oh, attenzione, Pippo Baudo, Frizzantino, Gianmarcone. Vai. Gianmarcone si prende il tronone. Capiamo. Questa mo ci vuole la corona, Gianmarco. Vai. Aspetta. Tu fai qualcosa. Guarda la spada. No. Gianmarco, dobbiamo venire qui con la corona. Sì. Sì. C'è il passaggio rapido per fare, te l'avevo detto. Tra l'altro top. Così non dobbiamo andare neanche giù. Mo dobbiamo aprirci solo il passaggio e lo possiamo fare. Abbiamo anche la leva. Quali erano gli spot dove si Allora, apre? il Great Hall, giardino segreto, e abbiamo la chiave. Great Hall, lo zio allora. Noi mo da dove dovremmo entrare? Se non la serra. Serra Questo dove dovrebbe aprire di qua. Questo è un problema. Aspetta, sotto Noi mo s'apriva- finiamoci là. Sotto si apriva dalla Great Hall o dalla serra. Aspetta, mo non mi ricordo. No, non ti preoccupare, ma facciamo tutte cose. Innanzitutto vedi bene tutti i manichini e le cose che non fanno niente. Che questi hanno la voi siete strana. Siete tutti così, ma non si sposta niente. Tu però mo vieni dopo. Aspetta, che cos'è? Non riesci a segnare? A vola. No, posso farmi la foto Fatti e poi la ci foto. modifichiamo il file. Fatti la foto. Però che tanto per come esce la No, Throne domani Room. mi aggiusto pure sta cosa dei file. Ok, quindi ce li abbiamo tutti già, ma possiamo anche completarci la scacchiera giù. Ce ne manca una però. Cosa ci manca? Ci manca la regina. E ti ricordi dov'era? Mo no, lo so. Era là. La regina era là. Forse lo studio. No, forse lo studio c'era il re. No, stava segnato, ma non mi ricordo. Allora, aspetta, mo vedo se riesco a fare un miracolo prima che... Noi per il momento esploriamo e vediamo che esce. Questo va bene, Sì, ci perché finiamo ci la serve curva. Stanze. Ed è pure buono. Vedo una brutta stanza rossa, secondo me, là in mezzo, No, non è vero, ero cazzaggio visti sto russo. Allora, Drawing Tu sei Room comodo. va benissimo, anche perché è forte. Conference... Va bene, non sì. abbiamo mai usato alla fine. O lui com'è? Si Tu può sei mettere anche comodo. più bassa, no? No, Common è nel quello. massimo, ok. Va benissimo allora. Perfetto. C'erano anche altre gemme, Ginnasio. Dobbiamo tenerci collegati a tutte le porte, lo zio. Le scarpe abbiamo pure già prese, quindi. Non c'è nient'altro. Allora, mo Gemme. dove stanno? Oh, aspetta. Guarda, questo non l'avevo visto. La gemma là in alto. Ok, un reroll ci può essere Vedi utile. pure bene a terra di qua, gira visuale, a posto. No, non c'è posto, niente. a posto. Allora, Giamano, noi dobbiamo tornare indietro alla Great Hall e vedere quale ci apriamo. Sì. Con i passi ce la dovremmo Sì, fare. no, con i passi stiamo bene, lo zio. Ma ci abbiamo anche altre cose. Ok, non quindi sbaglia strada. dobbiamo tornare di qua. Di qua. Per il patio. Ma Reagan, appari, Reagan. Se non Reagan appari nel adesso- momento, Reagan. Ci dobbiamo far dare il numero di Reagan, lo zio. Stanno succedendo queste cose, bisogna contattarlo direttamente in privato. Dovete pure di fare qualche allarme, casomai che poi noi possiamo aprirci anche qua girando e possiamo investigare tutto di qua Come volendo. no? Ma pure dalla pool. Poi ci serve qualcosa per E i dalla passi, trophy. Giamma.
Ah, noi dobbiamo prendere le 8 gemme della Trophy in tutto ciò. Ma proprio Vabbè. scordato. Allora, di qua, di qua. Pure con le scarpe risparmiamo pure qualche passo. Ah no, là si apriva la tessera. Ok. Vabbè. Dobbiamo andare per forza. Facciamo dalla rotonda. Ed è di qua. Ok, apri tutto e risolviamoci il problema. Sta qua. No. Giustamente stavolta la prendiamo al primo tentativo. No, alla terza. Vai. Quella a destra. Però ce la possiamo fare. Aspetta. Allora, se riusciamo a mettere il giardino segreto e quella a sinistra e ci abbiamo Ah, già tanto il se premi collegamento. B puoi skippare l'animazione, lo zio. Mm. Sì, c'era Cioè, scritto non in ci alto avevo a fatto sinistra. caso. Sì, ma pure io mo ci ho fatto caso la prima Allora, volta. Gianma, Rotonda. aspetta, no, Che hai non pensato? rotonda, non rotonda, Dimmi, che hai pensato? non rotonda, aspetta. Fammi capire solo un attimo una cosa. Ok, aspetta. Iniziamo bene. Che vuoi fare? Avanza. Andiamo a mettere l'altra chiave. Ah, ok. Siamo qua. Scusa, non potevi andare dal coso? No, ed erano altri passi tornando indietro. Non ci abbiamo poi neanche la scheda ed è meglio fare così. Che a sto punto noi già ci togliamo sta cosa. Io non vorrei che qui sotto, qui c'erano le altre statue, volevo passare pure di qua facendo il giro largo per vedere se per caso nel bordello ci siamo persi qualcosa. E ci sono altre statue. No. Sì, quelle cose a qualcosa devono servire. Allora, passaggio già fatto. Allora, botta di culo, facci trovare quella di cui abbiamo la foto. L'unica altra di cui ce l'abbiamo. Please. Che era tipo freccia in giù, era un altro, non mi ricordo, abbiamo la foto comunque. Siamo nella 1, la 2, la 3 o la 4? Allora, lo zio, l'altra volta abbiamo fatto una porta di sinistra, ora facciamo una porta di destra e fai la 1 qua. Almeno così qualcosa ce lo siamo messi. Vai. Comunque in Questo sì, è ottimo. Ma vediamo di risolvere. Mai visto questo? Mamma mia, che cos'è? Un rigatone. È un igloo. Va bene. Niente. Va bene. Prima o poi capiremo dove stanno sti signori. Intanto la chiave ce l'abbiamo trovata a mezzo. Ce la siamo tolti da mezzo. Oh, questo era l'indizio, c'era un indizio legato alla Throne Room, mi sa. Penso l'ultimo, alla fine, dove dice arriva al finale e trovi la chiave. Ci dobbiamo vedere quelli che ci sono rimasti. Ok, mamma, pigliate qua. Mo dobbiamo continuare l'esplorazione, vedere se ci esce cosa, se possibile. il frutio. No, giustamente ci deve stare. Metti che magari sbloccando l'enigma avevi comunque un modo non per andare, per uscire fuori, ma comunque per avere un accesso alla tomba. Pure sarebbe stato ottimo. Allora, a sto punto o abbiamo il culo che da qui ci creiamo tutto questo, o dobbiamo vedere di far apparire. Tu mo vai dalla rotonda, però, Lozzi, non ritorniamo. No, mo andiamo alla rotonda e ci iniziamo a fare tutto il percorso di là e vediamo un attimino quello che possiamo fare. Può essere pure che ci esce il... mi scordo sempre il nome. Quello lì col muro rotto che tiri la e serra. Però quello è sempre nei lati sulla sinistra, non mi ricordo di averlo mai visto. Rim, se magari allora, c'è modo. È vero. Giusto. Ci sono pure queste. È qualcosa. Per carità. Vabbè. Valori di risorse comunque veramente mai visti. Gretul. Ok, quindi di qua. No, toppato, errore mio.
Era di qua. Troppi passaggi segreti in questa villa, troppe cose. Keycard che non ce l'abbiamo. Ahimè no. Manco la batteria, avremmo potuto fare pure il martello potenziato. Aspetta, comprati una banana? C'era rimasta una banana, mi pare. No, hai preso tutto. Figa. Vabbè, non ti ho sprecato manco il passo. Ok, mo dobbiamo aprire dall'altro lato. Sì. Non così, credo. Penso sia l'unica cosa possibile. Mamma mia, che merda. Showroom, da zio. Quindi se... Sì. A sto punto. Sì, ci sta. Vabbè. Oh, la chiave universale comunque io non l'ho più vista qua dentro, L'ho visto solo l'altra volta. Allora. Break room. Allora. Almeno domani possiamo tornare con la keycard. Allora. 16. Ok. 2. Allora. 4. Non posso. Ma sì, Admondantimus e via, perché no? Sì. Di cappellonza. Sì. Ci servono tanti dadi. Allora, andiamo alla kitchen. Compriamo qualcosa da mangiare. Ottimo. Finito solo. E siamo a posto così. Sì. Poi andiamo qua. Grandi dita. Andiamo qua. Perfetta. Perfetta. Ok. Ok. Al bacio. Ci abbiamo pure 2 dadi. Allora. Stronzi. 1 e 2. Per ridere. Mamma Abbiamo mia. risolto. Oh, incredibile. Oh. Top. 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 Allora, Giamma, abbiamo tutto. Tutto. Abbiamo anche questo. Sì. Questo. Bustato. Trophy room Bustato. Aglia. Principe, stai per prendere una bella botta scutuleata, Attento, principe. Allora, tu non ci interessi. Tu. Ci abbiamo la corona. Quelle cazzo di puntine là non... Capiremo, Gianmarco, ma questo è un fine. Io prendo pure questa chiave. Tu prendi tutto. Nella vita... Gianmarco, allora, dobbiamo soltanto tornare. Guarda, il gioco te l'ha detto. Dietro la re. Cioè, questo, corona. Siediti. Mi sembrava strano che ci fosse sta corona. Questo bonus fatto L'effetto così. infatti continua a essere inutile in realtà, vero? È proprio quello, è fatto apposta per farti capire perché ho trovato sta cosa qui che non mi serve a niente. Ma per una stanza non abbiamo finito la mappa. No, no, passando di là andiamo per la trophy. Dobbiamo fare completismo. Tanto mo con la corona le stanze non ci danno manco l'effetto negativo. Allora Gianmarco, non abbiamo finito il gioco perché c'è tanto da fare, però questo è un momento importante, Gianmarco.
Questo è molto importante. Sono giorni che ci stavamo lottando. Ma scusate una cosa. Poi è bello che tutte le sere ci sono tutti. L'unica sera abbiamo finito al giorno 104. L'unica sera dove dovevano essere tutti non c'è. Non c'è nessuno. Ragazzi, un saluto a tutti. Il finale verrà visto da noi. Allora, aspetta, che stavo sbagliando. Devo andare dai, un'apparizione di qualcuno a volo. Dai, quello appari. Non riesco a credere che ci è andata di culo, pure che siamo riusciti a mettere tutto allineato e che ci è andata bene qui nel riuscire a fare il passaggio dietro senza neanche usare i dadi. Gianmarco, c'è l'inculatura grossa, perché il gioco non è mai stato così buono. O si è arreso, fammi vincere a sti due, così mo li faccio vincere, se ne vanno, non mi rompo i coglioni. Scusi giovane, arrivato a un certo punto, sì, perché basta, no, vi prego. Come vuoi che beccavo Shaq e mayonnaise? Guarda, il finale migliore non sarebbe stato per esagerare. Inverti la kitchen con la furnace. Col freezer. Sì, mo si andava nella trophy room, alta stanza da mettere, ulteriore combinazione col freezer, così sarebbe stata una run perfetta. Vabbè, noi non ci lamentiamo. Però anche questa, minchia che botta di culo. Ho fatto tutto. Allora, a sto punto, di qua. L'auta ricompensa. Per concludere. Lui che magari ci parla, che dice, hai completato tutto, quasi tutto, The però Great aspetta. Alzheimer. Fortissimo. No, non è il Great Alzheimer. Non è lui. Niente. Grazie, Va grazie bene. tante. 8 milioni di oggetti abbiamo stavolta. Call it a day. No, che collite, ma tu sei pazzo. Cioè, quando ci ricapiti chiudo? No, guarda, me lo la vedo faccio vedere da qua, guarda, la vedi? Sì. La vedi? Sì. E lei, l'abbiamo vista noi, Gianmarco. Allora, io mi devo fare una foto perché... Vai. Allora, già Marcone. Già. Ma... Come. Allora, ma secondo te finisce o ci dà qualche altra cosa da fare? Questo secondo me è il true ending. Definitivo. No, secondo me il true ending è quando risolvi tutti, già, ma quando hai fatto pure i check sugli altri. Questo non te lo so dire. Però questo è un very good ending. Questo pensi più di questo, non credo si possa fare. Allora, gioco, fai qualcosa perché sennò... Gioco, allora non abbiamo capito. Allora, noi abbiamo fatto tutto. Oh, aspetta, Pippo Baudo e Frizzantino, fermati Gianmarco, fermati. Però questo non l'avevamo già messo, lo zio. Chi se già l'hanno fatto? Aspetta, però questo è comunque uno nuovo che abbiamo trovato. Facciamoci la foto. Mo' abbiamo un attimo questo problema da risolvere. Quindi tu ci fai risolvere qui per facilitarci l'accesso alla stanza 46? Reclaim the crown. No, c'è qualcos'altro, Gianmarcone, c'è qualcos'altro. Sembra un po' strano che fa solo questo, non c'è altro. No, dai, era tutto perfetto. Ti siedi sul trono. Questa l'abbiamo anche aperta. Devo chiudere? La chiudo anche, No, e allora forse non... Forse Reclaim the crown, appunto, nel senso che ti apre la porta e prendi la corona. Dai che dobbiamo accendere la corona, le candele. Questo è vero, è un altro accesso veloce alla stanza 46, dato che comunque le puntine le dobbiamo fare. Non lo so. Non lo so. Forse dobbiamo entrare qua dentro dopo aver fatto comunque le lettere, capire cosa è successo davvero e fare quell'azione, che a noi manca un'azione, una serie di cose da fare, anche per quei 2 o 3 enigmi che abbiamo fatto. Questa a noi ci è uscita dopo che abbiamo aperto la stanza da noi. No, è che noi l'abbiamo trovata lì fuori. Sì.
Sembra assurdo che non No, c'è. però effettivamente è vero, la furia alla fine siamo andati grazie a Reagan, quindi saremmo potuti andarci La anche scacchiera prima. la possiamo controllare? Secondo te? Oggi mai non mi ricordo istanza. Aspetta. Sì, e Truam ti posso dire sia potremmo fa, però mi sa di no. Perché? Perché mi pare manchi solamente la stanza della regina. Per trovare appunto sì, come pedina, la regina. Allora, ecco l'elenco. Allora, pedone, bedroom, parlor, den, storeroom, queste qua ce le abbiamo. Sì. Poi Knight, security ce l'abbiamo, la cappella ce l'abbiamo, Nook ce l'abbiamo, il breakfast Nook. Anche il conservatorio, quindi va bene. Queen. Sì, lo studio e la ladyship chamber, non ce l'abbiamo. No, ci mancano questi solo due. per la Queen, purtroppo. E il King ce l'avevamo da qui. Sì. Purtroppo sì. No, e qui allora... dentro non si può fare davvero niente. E allora tu sei lo shortcut definitivo per andare là. È l'unica cosa. Anche Quindi che il finale è qualcosa dietro il calendario lì. Serve Forse qualche sì. altra cosa da lì Vabbè, dentro. completiamoci poi tutto e vediamo che cose, che ricompense ci danno. Forse aprendo tutti gli enigmi delle 8 porte sotto parte una cutscene, magari. Sì. Può essere che una volta quello dice hai aperto tutte le stanze segrete del gioco, magari succede qualcosa. Si triggerà qualcosa dopo, quello che ti dicevo prima. Sì. Penso sia l'unica cosa. Ci dobbiamo solo chiamare la giornata. Sì. Abbiamo fatto tutto, penso, no? La chiave lì giù l'abbiamo portata. Ah, aspetta. Vai, che hai pensato? Potremmo finire nella break room, così almeno abbiamo la keycard. Facciamo due passi. Vediamo se ci viene qualcosa in mente. Beh, un po' amarognola questa situazione. Sì, ci sono rimasto di merda. Più che altro allora la throne room non è così speciale come pensavamo. O c'è da farci comunque dentro qualcosa, ma non sappiamo ancora che cosa, Gianmarco. Magari alla fine lo sblocchiamo questa cutscene, lui poi entra nella throne room, si mette la corona e si siede. Che alla fine sì, è fa la scena. throne room, che è una stanza comunque importante, la sala del trono. Ed effettivamente se tu non fai tutto il percorso giù, ma sei abbastanza abile da trovare le gemme, tu ti risparmi tutto il puzzle giù. Sì. Questa infatti è utile per fare la speedrun. Se ti esce nella speedrun te la fai tranquillamente subito, in meno di un'ora, pum, entri nella 46. Ecco come si fa. Ma potevo fare un'animazione però che si sedeva sul trono, mi attivavi una scenena. No, ma quella c'è, ma c'è qualche altro requisito che non abbiamo ancora fatto. Asdrubale. Aspetta, la break room è di là, quindi dobbiamo girare qua. Niente Asdrubale? No. E Umberto? Eco. Non so. Eco. Allora rimettimi la chat però, che così se arriva quello. Non è arrivato, però se arrivava. Allora. E vabbè. Perché il gioco ci fa continuare ad andare avanti, quindi non abbiamo finito. A sto punto l'unica cosa è la mappa lì con le 8 lettere da trovare. Quindi ci dobbiamo concentrare sulle cassaforti ed eventualmente sulla scacchiera in basso, che quello qualcosa fa. Anche perché qui dice una corona che è stata modificata con delle gemme. Magari devi trovare la corona originale e poi metterla nella throne room. Sì. Che oggetti abbiamo avuto di partenza? Ah, ok, va bene. Allora, già piccola soddisfazione che almeno l'abbiamo messa. Amen. Già questa è stata un'ottima cosa. Ci manca sempre quel cazzo di shop segreto comunque.
Non il cazzo, dove cazzo stiamo sto shop a scacchiera forse? Anche perché So. il gioco, per il punto dove siamo arrivati, prevede che tu certe cose già le abbia fatte. Noi siamo usciti un attimino fuori dai binari a modo Leggermente. nostro. Vai. Comunque è stata una delle run più ricche che abbiamo fatto. Completa. Veramente mancava solo la scacchiera. Purtroppo cioè, sono veramente 2 stanze in croce uniche da mettere per trovare quei pezzi. Il problema purtroppo è quello. Il Kenneth però lo zio, questa è la combo. Ce la facciamo bene. Allora. Bello, bravo. Serve la pala, vero? Bravo Fuffolo. Allora, ora vediamo un attimo di trovarlo. Dacci questa pala pazza. Ce l'ha messo dentro il mazzo. Puoi andare così se vuoi, verso giù. Sì, tanto possiamo risalire comunque di là e non ci perdiamo 2 stanze qui. Allora. Completiamoci ste lettere per quanto possibile. Anche perché il boudoir su 3 mele. Sì. Se lo troviamo. Su 3 lettere. Dobbiamo capire le altre cassaforti dove sono. Lo studio. Lo studio è un buon punto di partenza. E ci risolviamo la questione di prima. Prima adesso c'è sempre una gemma. Sì, difatti fino a quando non abbiamo aperto la 46 la prima volta, Gianma, ogni volta noi dovevamo aprirci le cassaforti. Poi da domani, o comunque nei prossimi giorni, iniziamo a prenderci le note per le lettere. Così vediamo pure per il messaggio segreto. La laundry a questo punto la metterei, lo sai. Fare lo stesso giochetto di prima e te ne vai per il den. Salve. Il vantaggio di avere tutti sti soldi è questo. I soldi si fanno, le chiavi su bastarde. E 56 chiavi mi apro pure tua madre. Va bene, no, la tua. No, so che ti riferivi al protagonista. No, specifico anche per gli amici che vedranno. No, il problema è che la mappa non è dispersa, quindi non la puoi neanche aprire perché non si sa dove c'è un problema. È frecato. Scusami. Frecato. Ci sta. La mamma è andata a fare gli attentati e non si sa che fine ha fatto. È vero, c'è anche ancora una strada di là. Lui allora lo zio a questo punto. Beh, anche di là. McFarugli. Prego, aprire tutto. Grazie. Grazie tante per questo gesto. Mi sembra giusto. Allora, questo ci andiamo bene. L'office. L'altro lo zio che ci serve mo dopo lo studio. Rimetti fammi leggere la pagina. Ci serve il re. Quindi ci serve l'office. Lo zio. Ok. No, pensavo che l'avevi visto già. No, non ci avevo fatto caso. Se l'hai non ti ho sentito. Ok. Ci abbiamo re e regina. Ci quindi mancano già gli altri. siamo messi bene. Sì. Allora aspetta, devo di fare un attimo così ce l'hai sempre sott'occhio. Aspetta. Ok. Così giusto per allora, va bene? Sì, apri la mappa un attimo. Allora. Rook, c'è il Nook, il Vault, la Clock Tower e il Conservatorio. Abbiamo messo già il Nook? Non ancora. No. Poi Bishop, la cappella, Rampus Room, l'attico e il Bookshop. Per ora manco questo, ok. Il Night, Security, Observatory, Sedda, Piscio sulla cappella. Buonasera, quello. Buonasera, quello. quello. Diciamo un paio di Mamma cose. mia, quello. Buonasera. Così che posto è Armory?
Forse una stanza che non abbiamo sbloccato. E sarà, è quindi l'ultima stanza, Sì, forse. però come si sblocca? Non lo so. 3 Allora, cinque, aspetta. vabbè, ci servono comunque tutte le altre 3. Tutto a posto. Quello abbiamo solo messo la throne room, preso la corona e non abbiamo sbloccato un cazzo. Abbiamo trovato anche una leva dietro la throne room, a parte che avevamo 30 chiavi e 30 gemme, se non usciva c'era un enorme problema. Sì, delle risorse illimitate, quello, non fare caso alle chiavi. Siamo comunque. riusciti anche a farci tutto il passaggio per andare di lato, aprire l'anticamera e tutto. Una fetta di culo, quello noi stiamo buttando il sangue. Convinti che succedesse qualcosa, siamo andati là, non si è È attivato fatta al un giorno cazzo 104. 104. No, non è un cheat quello, le chiavi. Abbiamo usato la lavanderia per convertire tutti i soldi che avevamo in chiavi. Iniziamo con 58 monete, li convertiamo tutti in chiavi, abbiamo 60 No, chiavi. 66 chiavi. 66 66 monete, 10 per fare il cambio. Perché nella run di prima abbiamo preso anche 2-3 monete tramite il laboratorio. Sì. Quindi ci siamo anche un Belli pochino boostati. potenziati. Allora, tocca a me. Allora, 12 3 8 1. Ok. Poi 16. Direi che basta, ne avanzano. No, ma di fatti siamo andati proprio tranquillamente prima. Ma ne prendiamo altre, ma vabbè. 60 chiavi. Vabbè. Perché no? Allora, Lozzi, mo ci mancano. Perfetto, security, Lozzi, subito. Con la security e siamo a posto. Ci serve Abbiamo solamente anche la keycard, anzi. allora, Lozzi, cappella, Rampus Room, Attico Bookshop. Porca troia. Allora, aspetta. Mettiamo questo e prendiamoci 2 rerolli, perché così stiamo tranquilli. Il cappella, quello ogni La volta. cappella ci esce spesso. Avanti. Ok. Faccio il controllo che ancora non ho capito se riesco a bloccarlo oppure no. Ci dovremmo essere. Allora, Ok, almeno con i 2 dati possiamo fare qualcosa. Allora, appunto. Redraw Lozzi. Aspetta la sperra. Se ci possiamo spostare ci spostiamo, se no si zubla. mi manca solo la cappella virtualmente. Ci manca solo la cappella. Un pezzo di me, sì, un pezzo di me. Cioè, veramente, Gianmarco, potevamo fare subito e ci ha chiuso proprio. Figlio di buona madre. Anche perché l'ultimo o esce nell'ufficio o nella throne room. Pezzettino di me. Per una. Va bene, Gianmarco, non molliamo. Mamma mia. Gianmarco, non molliamo. Che ciorta. Gianmarco, non molliamo. Questo gioco fa proprio schifo comunque. Gianmarco, non molliamo. Ma speriamo che muore chi l'ha fatto. No, Gianmarco, Ma troppo duro. speriamo. Troppo Ma speriamo duro. proprio. Mannaggia la madonnaccia. Gianmarco, no, vedi, anche quello lo dice. Padre. Dai che ci stiamo avvicinando. Allora, ce la faremo, tra qualche mese ce la facciamo, Gianmarco. Allora, la dining cos'è? È un pedone. No, metti il nook, Mettiamo il nook che è un pochettino più ravo. Poi corridoio, che male non ci fa.
a security e siamo a Non posto. si può dire su Twitch. No, certo che si può dire su Twitch. Io lo spero. Spero che chiunque, ovviamente Che tu in ci hai un messo roleplay, tutti gli indizi, vai, guarda, siete arrivati alla stanza del trono, prendete la corona e venite qui. Noi lo facciamo e poi non succede niente, è normale che poi Gianmarco si arrabbia, scusatemi. deve proprio esplodere. C'è anche la tomba, buono. Poi non lo farebbe mai sul serio, specifichiamola Ma non sempre ne ho le sta cosa. capacità. Al massimo gli posso piazzare un pacco bomba sotto la macchina, ma non lo so Effettivamente, fare. a parte il rosone, lì dentro non abbiamo trovato un cazzo di niente. Quindi ci siamo affannati dei giorni per trovare una stanza che in realtà è buona come shortino, ma al momento non ci dà altro da fare. Allora, vediamo. Bravo, per ridere, certo. Certo. Allora, tunnel e colleghiamoci alla Foundations. Pala, qua non ce l'abbiamo ancora. Truzzi patruzzi. No, non lo farei mai veramente, ovviamente Allora, no. ecco, guarda quello. Questo è il giochetto. Allora, ne andiamo qui. Scambia. Ecco qua. E con le chiavi abbiamo risolto. Visto che ci siamo rotti i coglioni di non avere più chiavi, basta. Tolleranza zero. 50 chiavi. Basta. Non si può sbagliare. Ti vendo la chiave gratis nel negozio che apre tutte le... No. Vabbè. Di qua. Corridor, queste non ce l'hanno. A questo punto mettiamo una bedroom. Allora, qui non c'è niente. È vero che tra l'altro all'occorrenza potresti anche switchare chiavi in gemme. Sì. Se troviamo la pala, questo è comunque inutile, però va bene così. Quello tu invece come stai, bello? La chiave ogni 2 gratis? No, però magari averne 50 normali, sì, esattamente. No, cioè mettere i tuoi soldi in lavatrice. Ecco qua e il far uscire le chiavi, boudoir. sì. Ah, ma qua non abbiamo l'esperimento però. Allora l'osservatorio. Tra l'altro noto una citazione a Lock and Keys, quello sbaglio. Come il culo di un cammello. L'osservatorio è il cavaliere, quindi comunque ci serve. Però servono le gemme e tacci su boudoir. Il boudoir in realtà non serve a un caso. No, qualcosa ce l'ha pure, ma forse non l'abbiamo segnato. Dovrebbero stare in tutte le stanze in realtà. Teniamocelo così. Sono andato anche questa mattina, quindi bene. Meno male. Già questa è un'ottima cosa. Già è un buon passo in avanti. Il passaggio segreto. Tu mi senti bene quello tu? Cioè mi riesci a sentire o mi senti male? Sì, perfetto. No, il problema solo di ste RAM, no? No, avevo notato la citazione, quello l'ho vista pure io con un mio amico, molto molto bellina come serie. Ok, quale? È su Netflix, Lock and Keys. Ah, l'avevo molto iniziata bellina. alla prima puntata, poi non l'ho più seguita. Però se mi dite sfiziosa. che è bellina, un altro tentativo glielo do. Allora, già ma la cappella. La cappella oggi è il Bishop. È il Bishop e ci serve. Il problema è trovare sempre quelle due, lo zio. Perciò la botta di culo come prima è veramente difficile. Perché ci sono uscite subito. A boiler mettila. E inizia a Aspetta, forse a coso... sinistra può uscire. Aspetta, se aggiustiamo qua potrebbe uscire il garage. Aspetta, già ma. Allora, questo è per collegare sotto e lo facciamo dopo. Quindi togli questo. Così? Sì. Ok. Vediamo se escludiamo il garage. Possiamo fare altro. Ah, che occasione ghiotta.
Figlio di Bottano. Guarda a te. Sei un figlio di Bottano. Era perfetto, era la morte sua. Guardate, riassunto dei primi dati dopo un palazzo tempo fa, non mi ricordo più da te. No, per... questo ci era sarebbe quello di servito 50. adesso e l'avremmo fatto al 101%. Però ci può aiutare a fare la scacchiera, Giamma. Consumiamo stelle, ma ci facciamo le stanze che vogliamo noi. Certo. Tipo, queste ci servono? No. A Rampus forse sì, Rampus che era? No, Bishop non ci serve, libreria. La fornace. Ma io cerco la libreria. Sto leggendo una cosa sotto qui, forse se fai molte stanze dello stesso... Ah, ok, basta che mettiamo una stanza dove abbiamo messo... No, tipo metti la prima dove l'hai messo, ok. La libreria non c'è. Bookshop. No, ma non è la libreria, quindi no. La Rumpus? Ce l'abbiamo già. E non quindi ci metti a piacere tuo. La galleria. Che non ci serve. C'erano delle gemme. Aspetta, mo ce le prendiamo. Lo studio. Lo studio era utile per la regina. Ma ci serve solo l'ufficio. Qua. Ci serve solamente quella. Vabbè, questa mo non ci serve più al momento. Allora. Altra gemma. Perché l'ufficio mi sembra costa 1 o 2. Ok. Giriamo e grodoliamolo. Allora. Che peccato per la boiler. Bastava che ci usciva prima. Ma però riscollegala. Così nel caso ce ne andiamo giù dopo. Sì. Se ci resta modo di farlo. Allora, mo stacchiamo qua. Fai tutto il giro. Bim bam bam. Bim bam bam bam. Okay. Perfetto. Allora. Di qua, assolutamente sì. Andiamo serve. Qua rerollalo. Perché con le gemme? Forse per qualcosa che abbiamo che possiamo rerollare con le gemme. Il ginnasio andrebbe bene in realtà. Per 2 passi. Ci serve solo l'ufficio, Giamma, a noi. Facciamo un recap. Allora, pedoni, vabbè, ce l'abbiamo sicuro. Night, Security, Observatory, Armory o Treasure Trove? Security? Abbiamo la security. Perfetto. Bishop, Cappella e Rampus. Se non, no, Rampus non l'hai messo, ok. Rook, c'è la torre nel Nook, nel Vault, Clock Tower o Conservatorio. Abbiamo messo il Breakfast Nook. Perfetto. E, Queen Studio, King Office e Throne Room. Anche la Throne Room va bene, ma non la possiamo mettere. Ben lo potevi sparare. Non ti conviene provarli di tutti i modi, sì. Che no, la pool è sempre più ampia. Aspetta. Vai. Aspetta. No. Non come volevo farla, però a questo punto no. Almeno un 10 tentativi. Ma conviene comunque diminuire la pool. Per caso riusciva. Non è andata proprio in nessun modo. Toppato. E mo' è rerollare. Vai, metti questo qua. Serve giusto qualche gemma di copertura, ci serve. Mi figlio il le chiavi che vuoi. Va bene. Non escono neanche stanze per fare le gemme. Allora, al momento mettiamo questa qua. E qui possiamo aprirle tutte e c'è sempre qualche gemma, qualcosa che ci può servire. Ma ovviamente abbiamo incarrato la prima botta. Che non ci serviva. Quello quando ci serve. Lo sa. Lo sa. Noi stiamo pensando che ci serve l'ufficio, non ce lo fa uscire. È una merda. A posto. Dio non voglia che troviamo come mettere le puntine.
Quando faccio a break esce pure a Tron Room una volta. Facile. Faccio a break. Va bene. Ok. A sto punto. Mi sa che c'è qua dietro qualcosa. Vediamo. Va bene. Ah, gemma è buona. Allora, di qua. Qua. Che c'è? Acquario va A sto bene. punto. Assolutamente sì. Ok, mo metti quante più stanze vuoi, Lozzi, e poi ci rerolliamo. Dobbiamo provare pure all'angolo, che prima l'abbiamo sculata Se no, nell'angolo. difatti voglio provare a scendere di qua e vedere un attimino che si Magari dice. si può sculare. Nel corridor, volendo. Aspetta, voglio fare una prova. Vai. Per far Aspetta. fare i soldi. Lì è una stanza dove si fanno soldi. Noi aspetta, che stiamo cercando? Ricordami. L'ufficio. Però non so se corrisponde al colore. Mo cerchiamo di vedere, tanto possiamo andare dal workshop. No. Però showroom special cost bypassed. Scusa, abbiamo... Fammi degli item un attimo. Abbiamo solo la chiave della stanza. Cazzo. Boh. Sì. No. No, devo andare nel... Se abbiamo delle monete. Però non possiamo andare più nell'angolo. No. No, tanto quella c'è uscita pure in mezzo, già, ma... Vabbè, era comunque una stanza in più da provare. Possiamo vedere di andare nel mezzo qua. Non così. Sei un figlio di bottana. Fighipola. No, così ci chiudiamo da là. Vabbè, possiamo andare al workshop in realtà. Non vorrei... E pure dalla foundation. Sì, anche dalla foundation. Allora, mettiamo questo qua. Ottimo. Già questo è buono. Poi dovremmo forse avere qualcosa all'ingresso. Quello, toglimi una curiosità, mo stavo pensando, che indirizzo fai scolastico? Che scuola fai? Furtologia applicata. No, effettivamente non ci avevo mai pensato, dato che degli altri a Gabri non lo posso chiedere. Regan c'ha la mia età e so che fa. Quello effettivamente non gliel'ho mai chiesto che indirizzo fa. E credo tu stia facendo le superiori, se non erro, no? Quello dall'età credo tu stia alle superiori. Quello non ti preoccupare, poi passa, finisce, le cose cambiano. Peggiorerà. Peggiorerà. Molto. Però Molto. cambieranno, non ti preoccupare. Faccio scienze applicate di 4 anni. Hai fatto il mio stesso indirizzo, quello. Poi io ho cambiato per motivi vari, ma fa il mio stesso indirizzo. Gabri di che anno è non si può dire, per privacy. Ci sono leggende in merito. Sì. Noi non confermiamo, c'è stata detta sta cosa, però per noi non è un problema. Oh, aspetta, Giangiangelo sfrizzantissimo. Ce li abbiamo tutti, Gianmarco. Allora. Cecchino generale, Gianmarco. Ok, allora. Fai prima tu guarda la mappa, io ti guardo là. Allora, per il pawn, bedroom, parlor, Den c'è? Abbiamo messo il ok, Den, a posto. Ok, vai con l'altro. Poi, night, cavaliere, quindi security, e osservatore, ok. Bishop, quindi l'alfiere, cappella. E ce l'abbiamo. Ok. Torre, il Nook, il Vault, la Clock Tower. Abbiamo il Nook. Ok. Queen, Studio e Ladyship Chamber. Studio ce l'abbiamo. E il King, l'ufficio o la Throne Room. Ok. Quello purtroppo ti ho detto, Gabri, poi ti svederemo un giorno la lore di Gabri, ma te la svederemo in privato.
Ti dico solo, ci siamo conosciuti anche tramite The Outlast Trials. Sì. Ok, oggi possiamo uscire fuori. Allora, a sto punto la butto dentro proprio Dobbiamo per... prendere l'ascensore. Sì. Grazie per i dati potentissimi. Siamo riusciti a volare a 23 stelle. Non abbiamo neanche trovato la lente di ingrandimento. Ma che può trovare? No, Ma ci che avevamo pro- la tomba già, ma sarebbe vabbè. stato perfetto. Vabbè, possiamo ancora cercarla, le stanze ce Allora. l'abbiamo. Vediamo Serve la noi per lente, uscire. serve pure un metal detector in realtà, così. Non abbiamo un cazzo. Ma un cazzo, Enzo. Ma proprio zero. Aspetti, Sì, su qua. Outlast. Non si è più palesato in live. E Gabri appare ogni tanto, Ogni quello, tanto, sempre per motivi di lore. Come Francesco, cioè sono tutti personaggi un Sì. pochettino mitologici che noi troviamo in giro e ognuno ha il proprio comportamento, le proprie abitudini. Alcune volte potete assistere, mi sta uscendo, non so per quale motivo. Stiamo là. Noi purtroppo, perché comunque le persone sono occupate, ma c'è stato un periodo dove noi parlavamo con Claudio Amendola che veniva sul canale e ci Sì. salutava. Non stiamo scherzando. Esci fuori da sta merda, dai. Allora, ci conviene andare... di qua. Sì. Che tanto quello è l'ascensore, quello là... No, ma là per forza H. Serve l'ascensore. Come chi è Claudio? Allora, Claudio Amendola. Hai presente i Cesaroni? Hai mai visto quello? Se no, cercatelo su Google se non sai chi è. Personaggio molto conosciuto. Mi manca la lore. Tu cercatelo quello, secondo me l'hai visto almeno di faccia una volta. Che litigava con Denzel Washington. Con Denzel Washington, sì. Sì. Vediti una foto, quello che penso riuscirai a capire chi è, se ti è mai capitato, ma penso di sì. Ma poi entravano così all'improvviso sti personaggi. Allora, gioco, mettimi la foto. Gioco, mettiti un attimo a squadra perché... Allora, dove sei? La prossima. Dove sei? Farà brutto. Allora, Gianmarcone. Foto, prego. Gianmarcone, il momento è giunto. Quale foto? No, non la sua. Dammi qua. Ok, allora. Non vedo un cazzo. Allora, Enzo, partiamo dal pedone? Sì. Allora, pedone abbiamo detto il Den. Lo devi mettere lo Z in, te lo dico sulla scacchiera. Colonna tutta a destra. 1, 2, 3, 4. Quinta linea. Quindi 5. qua. Sì. Ok, e difatti si è illuminato. Perfetto. Poi Cavaliere. E qual è mo? Security. Qual è mo come pezzo? Il cavaliere, lo Z sarebbe il Knight. Io e ci il giocavo pure una cavallo. volta. Pensa un po'. Cavallo e cavaliere. Allora, lo Z a partire da sinistra, tutta la seconda colonna, numero 1. Quindi qui. Sì. Perfetto. Ok, poi abbiamo l'alfiere, non ho mai visto, quello è un peccato che non lo questo? conosci. L'alfiere, sì, esattamente. Ok, quindi stanno in ordine pure come stanno. L'alfiere che sta nella cappella, la stessa colonna del cavallo, solo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo una prova. Qui non si illumina, qui si illumina, quindi è messo bene. Poi torre. La torre, abbiamo il Nook. Deve essere da queste parti qua. Là. Perfetto. Okay. Poi c'è la regina che è lo studio, prima colonna, bravissimo. E poi c'è il re qui in mezzo, che sta nell'office al quarto. Qui? Sì. Tieni Enzo. Quindi? Oh no! Ma perché? Ma perché non mi puoi dare un premio? Che vuol dire un permanent power? Dammi un premio. Come si seleziona? Allora, devi andarci vicino. Allora, andiamo a vedere. When you reach rank 8 ogni giorno puoi scegliere Knight, Bishop, Rook or Queen. Gain the power of the... Questo è il più forte. Questo è il più forte. Vediamo però che di base fanno. Gli altri cosa fanno? In che senso? Eccolo qua. Eccolo qua. Però questo lo possiamo ottenere sempre col pedone. Each time you draft a room on the queen side, quindi il lato sinistro della tua casa, per 5 passi guadagni una chiave.
Vabbè. Tanto noi già abbiamo trovato il metodo segreto. Each day you may choose a color. Room of children color. Bah, vabbè. Una merda questo potere. You have to pay tithes. Non so che vuol dire in inglese tites. Non paghi più quando vai in chiesa, anzi, quando entri in chiesa guadagni da 30 la monete. prima volta che entri ogni giorno con questo va bene. E poi che è rimasto? A torre. Ah, negli angoli puoi fare 4 redraw a gratis. No, oggi si vende il pedone. Il pedone è più forte. Come la prendiamo la armory poi? Allora, scusami. Però lui te la aggiunge alla draft. Il pedone lo può copiare il knight. Sì. E lo puoi scegliere ogni giorno. Ogni giorno che il rango 8 oggi si raggiunge sempre della mappa. Non ci vuole un cazzo ad arrivarci. E tu arrivi lì e si attiva il potere. Sì. E scegli va quale Ah, ok, li puoi cambiare. Puoi cambiare, ok. Signori, è stato un piacere a tutti. Grazie mille. Arrivederci. Posso dire, vale la pena. Vale la pena perché ti dà comunque un potere permanente. Allora, Gianmarco, sto per trasgredire, ma per chiudere la serata in bellezza. Allora, noi abbiamo cercato ovunque. È una delle seconde cose che abbiamo trovato. Abbiamo visto documenti, abbiamo fatto tutto. Ora, stasera, abbiamo trovato la throne room. Sappiamo ancora che cazzo dobbiamo fare, però l'abbiamo trovata. Abbiamo fatto la scacchiera. Ci manca una cosa che noi adesso risolviamo in un modo o nell'altro. Ok. Allora. Comunque quello, tornando all'aneddoto di prima, c'è un altro Francesco, sempre amico di Francesco, che ogni tanto cambia personalità e diventa Claudio Amendola, che è un attore romano molto famoso, e ogni tanto diventa Denzel Washington, puntualmente minacciandoci di morte e di percosse. Ecco quanto. Ti devi togliere lo spizio. Sì, basta. No. No, admin key si chiamava. Vediamo il bro come la trova. Allora, la lettera che abbiamo trovato noi. E noi l'abbiamo trovata. C'erano le lettere. Aspetta, eccolo qua. Ah, abbiamo sbagliato. Non era Mister Roda, era la signora Babbage. Quindi è Babba. Cioè siamo due babà. Gianmarco. Abbiamo sempre ragionato su quello sbagliato. Quello fai punto esclamativo clip che feci. Manna. Come abbiamo fatto a non provarci Perché nemmeno, siamo due deficienti, Gianmarco. Abbiamo proprio cacata come opzione. Mamma. Come posso invocare? No, appare solo ogni tanto quello purtroppo. Allora. Okay. Vabbè, mettiamo sta babba, Lozzi, dai. Quindi con la maiuscola a quanto ho capito alla fine. I mortacci di tua sorella. Allora, togliamoci lo sfizio. User database. ok. Questo è il primo maggiordomo che è stato cacciato. Fammi vedere un po', aspetta. Account del Most Drafted Room, la Greenhouse. Perché era tutti quelli che avevano chiavi d'accesso per la villa. Ah, ruota era con l'H. Servant Quarters. Mr. Moore, anche voi fanno solo assistant admin. Ok. Questo era il maggiordomo. Babba. Ok. L'ufficio. Author of all personnel notes. Ok. Tomk. Tecnico di laboratorio. Trasferito qui da Sinca. Aveva tutti e lavorava nel laboratorio. Ok.
Aspetta, mettilo un attimo. Ci sono altre Che cos'era? password. Più 3 additional delisted admin key. Ci sono 3 nomi che non possiamo vedere. Qualcuno si è fatto sparire dal sistema. Però non è più niente cliccabile, purtroppo. No, quindi era solo questo. Va Allora, bene. Gianmarcone, io direi che a questo punto ci siamo Stasera meritati il riposo del guerriero. L'abbiamo aperto. Stasera il principe È stato muto, aperto. muto. Vai a nanna, dormi a letto senza cena e ci vediamo domani, forse. Noi tra l'altro forse ci mancherebbe un trofeo da fare per poter comprare le tende blu, che mi pare che siamo tipo a 7 trofei. Quelli erano 8. Domani ci vediamo l'elenco dei trofei, tanto è all'ingresso, c'è il almeno foglietto. uno. Sì, c'è il foglietto e li possiamo Ce la subito potremmo vedere. fare. Va bene. Allora, Quello. quellone, noi stasera andiamo a riposare un pochino prima e che domani si ritorna a lavorare. Purtroppo sì. Speriamo bene, tutto a posto. Buonanotte e ci vediamo domani. Buonanotte quello.